Pronto? Ma mi mette a gioco, no? Lasciala lì la lapa, no? Allora, Ignazio, che tatti, muoviti! Signora. Ignazio, ma mettila a gioco! Ma che c'è scritto nel cartello, scusami? Divieto di fermata. E allora fermata, chiamiamo l'autobus rovate. Signora Nenzi? Noi abbiamo la lapa e allora il divieto di fermata è per l'autobus. Per la lapa va bene, avanti, lasciala a gioco, che Signora tatti! Nenzi. Pronto? Ma che sta combinando? Che qui è Gianfranco? Sì, buongiorno. Ma poi Nenzi sono, che mi hai riconosciuta? Ma certo, ormai. No, stavo parlando con Ignazio, no? Ci stava mettendo la lapa, sta posteggiando, che siamo di fretta. Noi la lapa, no, noi non abbiamo l'autobus, no? Abbiamo la lapa. E siccome ci muoviamo, ci spostiamo con la lapa, abbiamo trovato un bel posto, ora che qua c'è scritto divieto di fermata. Ora noi cerchiamo l'autobus, ci facciamo la fermata, però se ci abbiamo il bigliettaio noi. Ma non c'entra, se ci abbiamo la divieto di macchinetta fermata. obliteratrice. Ci abbiamo una lapa, che è una bella lapa, ma è una lapa. Divieto di fermata vuol dire che non si può fermare. Ma che sta dicendo? Lei è un come che sta ignorante, dicendo? che c'ha la patente, lei ce l'ha? Sì. Ma se c'aveva 14 anni, come ce l'aveva Non ho la patente? 14 anni. Gianfranco, gioia. Ah, signora Nenzi. Noi abbiamo una lapa che è meravigliosa, Sì, ma meravigliosa, che c'entra la fine del mondo. che c'entra la fermata No, con l'autobus? è una smart pick-up, praticamente la Cos'è? smart pick-up. Scusi, la macchina pick-up, la macchina normale, Sì. e poi di dietro c'è i cassoni. Sì. Non si chiama pick-up? Certo, sì. Oh, ora la smart pick-up, che sono due posti, la smart è due posti? Giustamente, La lapa quanti posti la è? lapa e Due quindi posti. è uno... Se lei ci mette il cassone della smart, ha fatto la lapa, no? Quindi la lapa è la smart pick-up, ha capito? È tremenda, Ma non sicuramente. solo, noi la affittiamo. A proposito, posso fare la pubblicità? No. Che la affittiamo per i matrimoni. Per i La lapa, matrimoni. come no? La fine del mondo. La lapa. Io sposo a destra e a sinistra Sì. del guidatore, che è Ignazio, che fa Sì. l'autista della lapa, e di dietro ci mettiamo i testimoni nei cassoni. Quindi se volete affittare la lapa, io Ignazio ve la ghinda, ve la bessa tutta quanta, ci mette il velo e ci mette anche il Pure il clacson. velo. Il clacson è quello bello, ce l'ha presente quello bello? Quello classico da... Chi sta una Chi è minchiata, sta non è cosa? questo. Questo non è il È quello clacson del matrimonio. la cucaraccia, va! Ce l'ha Lo fa presente la benissimo. cucaraccia? Lo fa benissimo, Che ma certo, ce è l'ha lei che lo fa, abituata. lo fa lei dal vivo il clacson. Che volte è capitato, in un caso di pronto soccorso da un anno, è capitato che ho dovuto fare, diciamo, anche il clacson perché non funzionava, E quindi lo fa conosco a lei. memoria, che certo. Com'è che fa? Me lo fa ascoltare? Parapapara. Intercalare per prendere fiato, ovviamente. Ora siamo qua di fretta perché abbiamo venuto qua nella clinica, no? Sì, quale clinica? Che sta facendo? Ah, non lo sapeva lei? Ancora per il nanno che No, praticamente... siamo- Che è abbiamo, successo? Mi abbiamo dica. avuto una nascita, abbiamo Ah. avuto un lieto evento Oh. in famiglia, come no? Non sapeva niente? No, Ma no. ne hanno parlato anche i giornali. Ma come non sapeva? Allora, mia nipote Topazia, Topazia. la conosci? No, no, assolutamente. Io ho una nipote che si chiama Topazia, no? Sì. Che 2 anni fa c'è avuto un bambino che si chiama Calvin Klein. No, che Lo il sapeva? Klein. Si chiama Calvin Klein, se l'hanno chiamato così. Vabbè, Che è comunque. il primo bambino firmato della storia. Appunto, Calvin Klein. Calvin Klein. Oh, questo bambino Calvin Klein è nato 2 anni fa, giusto? Sì. Ora, Topazia, dopo il parto, Sì. diciamo che quella specie di unghiarozzo della panza non è che non l'ha mai più perso, noi ci pensavamo che ci arrestato qualche 20 kg, no? Può capitare Sì, che sì, dopo sì. la gravidanza una donna rimane un poco supicchio, no? Sì, E esatto. allora sta panza che ci unghiava sempre, ma quanto mangia, ma quanto mangia? E invece- in realtà c'aveva un gemello di Calvin Klein, ancora sarebbe? Beinza. Sarebbe? E ancora il nome non ce l'hanno dato. non Stiamo l'hanno cercando scelto. un nome, ancora non abbiamo scelto, non Lei lo so. ha già qualche idea? Ma forse lo chiameranno Emporio Armani. Ma no, Emporio Se il fratello Armani, si no. chiama Calvin Ho Klein. capito, ma un piccinino però è Emporio Armani. Ma Cioè... scusa, ma se uno si chiama Calvin Klein, non è che l'altro può chiamare Salvatore. Scusa, è discriminante nei confronti dell'uno o dell'altro, no? Ho capito, però dai, non... Che uno si chiama Vabbè. Calvin Klein e l'altro si chiama Armani Emporio. Vabbè, così è più bello, no? Non ci piace? No. Non lo so, assolutamente. stiamo cercando, non lo so. Può essere che lo chiamano Rocco Barocco, non lo so. Di qualche modo lo chiameranno, no? Va bene. Vediamo, non Andiamo lo so. In ogni caso, insomma, cosa è successo? Che è nato questo bambino, il secondo gemello, che aveva 2 anni che è nella panza di Topazio, capito? Perché su Topazia si è calato una cona, perché in realtà mangiava Il i bambino io piccinino. sta crescendo, è punto. Sta crescendo, nasce un rende, già che parla, già che cammina. Già io da scuola. Ma non è che ci può tomare il biberon, vuoi se una cotoletta e che patatine fritte. Ma mi sembra anche giusto. E giustamente a 2 anni c'è 2 vivendo anni. piccinino, non è che ci hanno comprato i baby Pullman, ci accattano un Pullman direttamente. Direttamente. Che c'è, uno metti
Ma scusa, pensavo 8,9 kg, 8,9 kg è nato, non è che è nato di poco, capito? Per cui ora stiamo andando a farci la visita a Topazia della Quindi facciamo clinica. anche tanti auguri a La ringrazio, Topazia. la ringrazio. Senta, ce la può mettere una canzone per Topazia? Che ne so, una canzone dei cartoni animati, visto che c'è nato il possiamo mettere bambino. un bel Una cosa cartone. bella. Che ne so, una di quelle simpatiche, cosa ci sta mettendo? Vediamo cosa sta mettendo. Cos'è sta cosa? Chi è sta porta casa? Chi è? Pronto? Scusa, pronto, chi è? Ma che cos'è? Questa le piace? Ma qual è questa? Scusa un momento, Ignazio? La conosci questa? Qual Signora è? Nenzi, la saluto. Carletto e principe dei mostri? Esatto. Ma piccerino! Bravo, un bello Emporio Armano, come si chiama? Rocco Barocco! Ma cosa, va, arrivederci! Arrivederci, signora Nenzi. Io sono il conte Dracula.